Eccoci di nuovo in una puntata di agricoltura. Ritorniamo a parlare dei programmi di attività previsti dall'Organizzazione Comune di Mercato del settore olivicolo-oleario. I programmi si articolano nei seguenti settori di intervento: miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione, miglioramento della qualità della produzione d'olio d'oliva e delle olive da tavola, tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, diffusione di informazione sulle iniziative svolte dalle organizzazioni beneficiarie nei campi in cui ai punti 2, 3, 4 e 5. Siamo in compagnia del dottor De Francesco, economista agrario, e ovviamente parleremo del secondo punto previsto nei programmi d'attività sulla sostenibilità e innovazione, che sono concetti importanti nel settore olivicolo. Qual è il grado di introduzione di innovazioni nel settore? Il grado di innovazione nel settore olivicolo-oleario è basso, è forse fra i più bassi fra i settori agricoli italiani, quindi c'è tanto lavoro da fare da questo punto di vista. È rimasto un po' indietro rispetto alle innovazioni, sia di carattere della sostenibilità che di innovazione, di modifica del processo di produzione e degli input che vengono utilizzati. È un settore che ha bisogno di interventi importanti da questo punto di vista. E come si potrebbe intervenire per stimolare l'introduzione di innovazioni nel settore? Introdurre innovazioni in un settore è sempre dall'alto, quindi dall'esterno, è sempre un'operazione molto difficile, perché non nasce direttamente dal bisogno dell'olivicoltore. In più queste innovazioni ormai, sia di carattere tecnologico che anche di metodo di produzione, sono sempre più complesse e quindi sempre meno approcciabili singolarmente dal singolo produttore. Quindi di fronte poi a una resistenza all'introduzione dell'innovazione, quindi del cambiamento, del nuovo, partendo da si è fatto sempre così, passando al fatto che diciamo le major della chimica, Bayer e le sue consorelle, hanno educato il produttore ad andare a calendario con i trattamenti chimici, ad andare quindi su soluzione esterna, perdendo il controllo del processo. Quindi loro spesso, non tutti, ma una buona parte non sa cosa sta facendo con quel prodotto e qual è tutte le catene di causa-effetto che si vengono a creare. L'introduzione dell'innovazione è difficile perché chi lo deve adottare deve avere la prova della causa-effetto, quindi del risultato. Quindi introdurre una novità per persone che non riescono a stare dietro alle innovazioni, perché c'è dal satellite alla rigenerazione del suolo, eccetera, hanno delle difficoltà obiettive e non c'è la possibilità, come il prodotto del fitofarmaco, della causa-effetto, tratto, muoiono insetti, ritratto dopo una settimana, rimuovere il parassita, eccetera. Questa dimostrazione causa-effetto non c'è perché è di medio periodo del risultato e questo limita l'introduzione dell'innovazione in un settore che ha basso valore aggiunto e quindi realizzare investimenti sia strutturali che di cambiamento è molto rischioso perché i margini sono molto piccoli e a volte non ci sono. Ti colgo l'occasione per chiederle perché gli olivicoltori sono un po' spaventati, diciamo così, ad applicare metodiche di produzione virtuose dal punto di vista ambientale. Sì, sono spaventati perché temono una perdita di produzione. In più è diffuso che applicare metodi di produzione rispettosi dell'ambiente fa ridurre la produzione. Da un lato, questo avviene per esempio nel biologico perché mancano gli stimolanti eccetera, tant'è che il biologico è quasi superato da questo punto di vista, perché con la permacultura, l'agroecologia eccetera si possono creare le condizioni perché l'oliveto sia produttivo come se fosse trattato col chimico, anzi più produttivo, perché col tempo si crea un equilibrio di tutti gli elementi della vita del terreno che nutrono la pianta. Però questo cos'è? C'è molto cosiddetto software
Perché l'innovazione tecnologica, spesso noi pensiamo che la tecnologia è fatta da ingranaggi, sia fatta da ingranaggi. La tecnologia è fatta da ingranaggi, quindi da materia, ma anche da software. Lo vediamo nel computer, c'è software e computer, ma in tutto c'è il software, la parte che non è materiale, come ad esempio un metodo di produzione. C'ha molto software il metodo di produzione, deve avere delle conoscenze di base, metterle insieme. Questo alto contenuto di software rende l'innovazione più difficile da applicare, perché la causa-effetto non è intelligibile. Una macchina, metto l'input e mi esce l'output. Causa-effetto lo vedo e realizzo l'innovazione, funziona. Un metodo, quindi un'innovazione con poca tecnologia, che possono essere i sensori nel terreno, eccetera, e tanto metodo, alto contenuto di software, quindi immateriale, nella tecnologia, e sono le cose difficilissime da introdurre. Può esistere una olivicoltura a basso impatto ambientale e redditizia dal punto di vista economico? Può Sì. darci dei dati? Sicuramente sì, per può farci esistere, abbiamo delle... Però che succede? Che questa olivicoltura a basso impatto ambientale, come dicevo prima, è un metodo dove c'è bisogno di più expertise. Quindi ci vogliono esperti entomologi degli insetti, esperti della rigenerazione del suolo, esperti dell'alimentazione delle piante, quindi ci vuole un team che l'azienda agricola non può finanziare. Per questo veniamo all'organizzazione dei produttori, come Olivicola Cosentina, che crea un team di tecnici che possono assistere i produttori dai vari punti di vista. Quindi l'olivicoltore non deve avere tutto il know-how su lui, o deve prendersi un team di tecnici, ma ancora come economia di scale, perché questa organizzazione a cui aderiscono i produttori hanno le risorse, anche con i programmi di attività dell'OCM Olio, possono cofinanziare queste attività, ma con un'economia di scala per cui magari al produttore olivicolo costa 50-100 euro all'anno, piuttosto che pagarsi un team di tecnici. Quindi è possibile, ci sono i risultati, ci sono dei dati che addirittura eliminano l'alternanza della produzione olivicola con questi metodi, ma sono metodi, come dicevo prima, ad alto contenuto immateriale di software e di metodo, che non possono essere affrontati dal singolo produttore. Quali sono gli interventi che prevede l'Olivicola Cosentina per stimolare l'introduzione di innovazione nel comparto e quali sono le difficoltà? Allora infatti questo, introdurre l'innovazione all'alto è molto, dicevo prima, molto difficile. Tant'è che io ho lavorato nell'area di Sibari, a Corigliano si dice «Ugira rusaputu ma va rupatutu», non andare da chi dice di avere la scienza, ma da chi ci è passato e quindi ha patito oppure ha avuto i risultati. Esperienza. Tant'è che queste innovazioni si diffondono principalmente col metodo peer-to-peer, da pari a pari, peer e pari, quindi io mi fido del mio pari, perché è uno che ha i miei stessi interessi, rispetto al tecnico che viene dall'alto a spiegarmi che dovrei fare così. Così se invece parlo col mio pari, peer-to-peer, dice guarda che funziona, fatto qua, quello ha i miei stessi interessi, le mie stesse esigenze, i miei stessi limiti e quindi lo applico. Allora, Olivicola Cosentina sta preparando dei campi dimostrativi dove introdurre queste innovazioni dimostrative e fare la dimostrazione, perché l'innovazione deve essere osservabile e valutabile. Quindi se c'è il campo testimone, l'oliveto testimone trattato tradizionalmente e quello trattato con il metodo sostenibile, possono vedere la differenza e quindi possono poi applicarli. Questi campi dimostrativi saranno presso le aziende agricole che saranno disponibili a fare da azienda dimostrativa, e quindi con la collaborazione fra i produttori si faranno questi interventi che vanno dalla riduzione dell'impatto ambientale all'introduzione di innovazione, al miglioramento della qualità, con un team, con un pool di tecnici, con varie specializzazioni che seguiranno i produttori. Come impattano le innovazioni sulla sostenibilità ambientale? La sostenibilità ambientale, ci vogliono delle innovazioni che riducano gli input chimici
anche semplicemente, a parte l'aspetto diciamo della sostenibilità ambientale, quindi dei metodi come la rigenerazione del suolo, la permacultura, l'agroecologia, che sono vari metodi per affrontare questo, ci sono anche gli strumenti di precisione, sia satellitari, che individuano le aree dove c'è carenza di nutrimento, aree dove c'è carenza idrica e via discorrendo, o dove ci sono gli attacchi parassitari, e quindi gli interventi possono essere mirati e si può arrivare a risparmiare anche il 40-60% di input e di costi con l'agricoltura di precisione, perché andiamo soltanto dove c'è bisogno, non operiamo più a calendario. È il periodo della mosca olearia, tratto, poi ritratto, quando rifanno le uova ritratto, e tratto tutto, ad esempio. Invece possiamo intervenire dove c'è l'attacco specificatamente, quindi in una singola area dell'azienda agricola, così come sul nutrimento attraverso i rilevatori satellitari o i sensori, e quindi ottimizziamo gli input. Dottore Francesco, l'ultima domanda: qual è l'approccio alla sostenibilità di Olivicola Cosentina? Questo è un aspetto molto importante. Noi non intendiamo la sostenibilità soltanto da un punto di vista economico, ma abbiamo abbracciato l'approccio olistico alla sostenibilità, che è fatto di sostenibilità ambientale, di cui abbiamo parlato, che è ridurne gli input esterni all'azienda agricola. Abbiamo la sostenibilità sociale, quindi l'azienda non deve avere lavoro a nero, deve trattare bene gli operai, deve avere anche un legame col territorio dove opera, quindi con le scuole, con lo sport, deve avere un ruolo anche sociale. Poi quello economico, che la maggior parte intende come analizzare gli indici dell'azienda, della cooperativa, del trasformatore, che gli permettono di dire che sta finanziariamente bene, per intenderci. Poi c'è un altro filone che è minoritario, ma a cui aderisce Olivicola Cosentina, che la sostenibilità economica vuol dire che il produttore deve avere un prezzo equo, fatto dai costi di produzione, da un utile tale che gli permetta di fare nuovi investimenti in sostenibilità e quindi rimanere competitivo. Quindi si analizzano i costi, si aggiunge il margine di profitto e si dice questo è il prezzo equo per la produzione. Poi c'è il frantoiano che è sui costi di produzione, deve avere anche lui il suo margine di profitto. Poi c'è lo stoccatore, se c'è, che la cooperativa che deve comunque commercializzare e aggregare il prodotto, anche quello ha i suoi costi e il margine di profitto per finanziare i programmi di attività poi. E quindi la sostenibilità vuol dire che ogni attore della filiera, la sostenibilità economica, riceve il giusto prezzo che gli permette di sopravvivere e di realizzare investimenti. E vogliamo arrivare a una trasparenza della filiera. Nel senso che sul prodotto c'è quanto è andato al produttore, quanto al frantoiano, quanto alla cooperativa e quanto al supermercato, che ha anche i suoi costi. Ottimo. Dottor De Francesco, la ringrazio per la sua presenza, noi vi salutiamo, arrivederci nella prossima puntata di Agricoltura. Grazie. Grazie. Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la rubrica a cura di Federterziaria Agricoltura sul mondo dell'agroalimentare e dell'agricoltura calabrese. Oggi abbiamo con noi il presidente di Confocooperative Calabria, il dottor Camillo Nola, proprio per delineare un quadro sia del ruolo di Confocooperative per quanto riguarda anche quelli che sono gli aggiornamenti normativi e dei temi che abbiamo già trattato nelle scorse puntate. E quindi innanzitutto benvenuto dottore Nola. Grazie. Per entrare nel vivo, noi nelle scorse puntate abbiamo parlato spesso, abbiamo posto l'accento sul cosiddetto Green Deal. Confocooperative svolge anche un ruolo primario per quanto riguarda anche la discussione sia in seno a Confocooperative sia per quanto riguarda i tavoli di confronto. E proprio per quanto riguarda l'ambito del Green Deal, come si pone Confocooperative nel rapporto ad esempio tra ambiente e lavoro per quanto riguarda il mondo della cooperazione? Buongiorno a tutti innanzitutto. Il tema del Green Deal è un tema talmente complesso che riguarda tantissimi ambiti, per cui è difficile affrontarlo in maniera esaustiva. Certo, il nostro mondo anche di Conf diciamo, opera su diversi fronti. Il fronte agricolo è uno dei più importanti, ma c'è anche quello sociale, sanitario, socio-educativo che rientra anche diciamo, in questo ambito. Certo, il rapporto con l'ambiente è quello più che in questo momento come dire, incide in maniera più importante nelle discussioni e evidentemente il mondo dell'agricoltura è sottoposto ad una pressione molto importante, dico io ingiustamente perché
vorrei rappresentare che per esempio in tema di impatto ambientale di CO2 l'agricoltura rappresenta solo il 7% delle emissioni di CO2 contro il 20% dell'industria o il 25% dei trasporti, per cui evidentemente, essendo un settore abbastanza debole dal punto di vista della rappresentanza, è quello in questo momento più sotto attacco. Esatto. Da questo punto di vista la preoccupazione più importante è che venga meno l'approccio scientifico e si ragioni esclusivamente su basi che siano, diciamo, basi politiche o di ideologia. Io credo che le discussioni che si stanno facendo a livello comunitario in questo momento non hanno, diciamo, una base di tipo scientifico o in maniera molto marginale. Basti pensare che gli obiettivi di riduzione, per esempio, dell'utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura è un obiettivo che si sono dati senza aver elaborato uno studio di impatto dal punto di vista sociale ed economico, cioè cosa succederà fra 10 anni, durante i 10 anni, alla scadenza dei 10 anni, dal punto di vista appunto del lavoro, dell'impresa e dei costi che dovrà subire, e dell'economia evidentemente. Questa è una grande preoccupazione che tra l'altro vedrà delle conseguenze, a mio parere, molto come dire, impattanti, perché questo lo vedremo soprattutto sul tema poi delle risorse dedicate un po' alla politica agricola comunitaria. Ci sarà, come dire, i nostri consumatori saranno quasi obbligati a consumare cibi che non saranno più prodotti in Europa. Alcune tipologie, alcuni settori come l'ortofrutta, ma anche dico il settore zootecnico saranno sicuramente ridimensionati. E nel caso dell'ortofrutta è ormai noto, ci sono delle agricolture importanti dal punto di vista intensivo del Nord Africa che sono pronte all'assalto dei consumatori europei, e in queste aree diciamo, non si rispettano le regole che attualmente si rispettano in Europa. In più ci sono degli scenari, anche per esempio per quanto riguarda le colture biologiche, ancora più preoccupanti, perché si vogliono eliminare prodotti fondamentali tipo il rame e quindi sarà impossibile produrre anche a livello biologico. Poi c'è un sistema di regole comunitario che noi non condividiamo, per cui la regola è unica per quanto riguarda i fitofarmaci, però l'Europa consente agli Stati di applicare delle deroghe e ci sono Stati come l'Italia che queste deroghe non le rilascia facilmente, altri Stati invece che hanno grossissimi problemi sociali, perché nell'ortofrutta l'incidenza della manodopera è molto alta, e faccio l'esempio della Spagna, della Grecia, del Portogallo, che vanno avanti di deroga in deroga, proprio perché hanno all'interno, nella loro logica, diciamo, sociale, grandissimi conflitti. In questo momento in Spagna si vive un conflitto sociale molto alto nel settore agricolo, sia per temi di diritti del lavoro, ma anche per situazioni legate appunto alla riduzione di questi prodotti, per cui ritengo che l'approccio, se vogliamo considerarci cittadini e imprese europee, deve essere differente. Non possiamo abdicare al tema della produzione del cibo, non possiamo delegarla al Nord Africa per quanto riguarda l'ortofrutta o per le proteine a paesi dove si consente l'utilizzo del glifosato, tipo il Canada per quanto riguarda il grano. Sì. Sapete benissimo che il 50% della pasta che mangiamo è prodotta da grano coltivato in aree dove si utilizza il glifosato. Però anche qui il paradosso: in Europa è vietato produrlo
utilizzarlo, così come gli OGM per esempio, però è ammesso mangiarceli. Sì, è ammessa Quindi, l'importazione, può esatto. essere cioè, è un controsenso. Lei prima ha toccato anche un altro tasto che è quello della nuova programmazione per quanto riguarda la PAC. Sì. Io credo che proprio per il ruolo che riveste come aggregazione Confcooperative, i tavoli che verranno messi in atto per quanto riguarda la nuova PAC con gli enti intermedi saranno fondamentali. Quindi come vuole affrontare Confcooperative il ragionamento sul discorso della ridistribuzione per quanto riguarda gli aiuti compresi all'interno della PAC a tutela delle aziende. Prima di parlare dei tavoli calabresi mi sento di dire che bisogna capire esattamente le regole comunitarie e adesso c'è una discussione, si sta discutendo su un testo che è già un compromesso. La situazione purtroppo anche qui riflette la conseguenza della pressione enorme anche dal punto di vista politico che sta avvenendo nel centro Europa. I paesi più importanti, soprattutto la Germania, sono governati da forze che in qualche maniera hanno come obiettivo la tenuta dell'ambiente, ed è una cosa legittimissima. Però ecco, la pressione è tale per cui poi saltano tutti i tavoli su cui si deve ragionare di regole e di approcci scientifici, cioè c'è una forte pressione ideologica. Oggi la Commissione Ambiente sta prevaricando le competenze di quella della DG Agricola, quindi questo è già un fatto molto preoccupante, avrà dei riflessi sulla PAC. E poi avremo dei riflessi che sono tipicamente nazionali, prima ancora che regionali. Oggi si dibatte del tema della ripartizione delle risorse per la fase di transizione e a questo proposito la battaglia che sta conducendo la Calabria, in particolare l'assessore Gallo, insieme ad altre 5 regioni, è assolutamente lusinghiera, nel senso che la approviamo nel principio, però ecco, terminata un po' la fase di transizione dove si erano, come dire, consolidati dei diritti da parte di queste 6 regioni, per cui l'approccio secondo me è corretto della resistenza ad un accordo che in qualche modo vede le regioni del nord imporre determinati criteri di ripartizione, non lo sarà per la nuova programmazione. Allora lì bisogna attrezzarci. Purtroppo abbiamo un tema di competenze molto debole e di efficienza della pubblica amministrazione, e lì dobbiamo essere bravi a opporre alle regioni del nord non più i criteri storici, ma dobbiamo ragionare di indicatori oggettivi. Le regioni del nord nella fase di transizione hanno messo in campo indicatori oggettivi e se li sono scelti perché sono una marea. Dobbiamo essere bravi noi con competenza a individuare delle organizzazioni di categoria, ecco perché credo Confcooperative ma noi questo ragionamento lo stiamo già facendo, però ci vuole un'organizzazione nel Dipartimento tale da poter, e un coordinamento tra le regioni, le 6 regioni italiane, tale per cui si possano opporre diciamo, sul tema delle ripartizioni dei criteri che abbiano un approccio scientifico. Ecco, noi non possiamo più dire ci servono soldi perché siamo gli ultimi degli ultimi, noi dobbiamo dire dal punto di vista scientifico quali sono criteri oggettivi per i quali abbiamo necessità di risorse supplementari rispetto alle regioni normali. Esatto, per garantire quello sviluppo che può mettere in campo il progresso delle nostre aziende. Non solo, ricordo che lo Stato, io penso che ecco, noi calabresi dobbiamo sempre ricordarci che siamo creditori nei confronti dello Stato nazionale negli ultimi 25 anni di infrastrutture in maniera importante, potrei quantificarle, ma diciamo
scientificamente è stato individuato quali sono le risorse che non sono arrivate e dovevano arrivare, e quindi dall'altra parte oggi c'è una lotta tra territori, tra politiche all'interno dei territori e tra territori. La Calabria, se vuole crescere, deve abituarsi a questo tipo di conflitto, che è un conflitto politico, e deve essere però attrezzata per sostenere le proprie ragioni. Questo è il punto, secondo me, fondamentale su cui dobbiamo concentrarci. Benissimo. Io la ringrazio, Presidente Nola, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Io anzi la invito a tornare per anche approfondire quello che è un tema delle organizzazioni di categoria, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra Federterziario e Confocooperative, in un prossimo appuntamento, ed approfondire anche i temi della PAC. Cari amici, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata.